Parlando di temi del suo cinema, mi viene in mente una frase bellissima di Io ballo da sola, quando Jeremy Irons dice alla protagonista, morendo, mi è piaciuto tanto guardarti, Stealing Beauty e rubando la bellezza, che è un po' è un altro titolo possibile, sarebbe stato per il libretto, perché in tutto il suo cinema c'è, mi pare, questa aspirazione della macchina da presa a raggiungere qualcosa di irraggiungibile, qualcosa che contiene qualcosa di non perfettamente, di non rubabile, il tentativo di rubare la bellezza. La bellezza mi sembra essere sempre un passo al di là della storia e della drammaturgia. Questo in qualche modo c'entra con il suo rapporto con i direttori della fotografia. Lei ha avuto un lungo sodalizio con Storaro, poi ha lavorato anche con altri grandi come Dario Scongi, per esempio. O Fabio Cianchetti. E c'è nel suo cinema questa tensione verso una bellezza che va al di là anche dell'impermanenza, di cui parlava Fabian? Ci sarebbe se sapessi cos'è la bellezza. Chi può definire la bellezza? Insomma, forse per noi, noi tre sicuramente ci possiamo incontrare su una certa idea di bellezza, ma quando si va in culture diverse, in paesi diversi, veramente la bellezza, l'idea di bellezza cambia moltissimo. E questo ricordo quando appunto per mesi prima di girare L'ultimo imperatore stavamo a lungo a Pechino a prepararci, a preparare i set, così a fare un casting infinito, perché è un film con moltissimi personaggi, L'ultimo imperatore. Mi ricordo che spesso accadeva di vedere dei vecchi monumenti o delle vecchie porte di legno, porte sulle strade, porte di una città, porte di un quartiere, ridipinti. Siccome per noi la bellezza era quando questi luoghi, questi oggetti erano délabrés, il colore era proprio ormai finito, si era staccato, per noi l'idea di bellezza era moderna. E vedevamo queste cose che fino al giorno prima erano per noi bellissime, dipinte di fresco. E diciamo, ma come? Ma avete rovinato? Dice, ma l'abbiamo fatto identico a come lo si ridipinge ogni 35 anni, identico. E questo, ecco, per esempio, quest'idea un po' così, che la decadenza di un luogo rende il luogo più atmosferico, più interessante, più misterioso, eccetera. Quindi sì, è vero, c'è forse da parte mia un correre dietro a qualcosa che non si può mai raggiungere, che è la bellezza pura, insomma. Per esempio Storaro, con cui ho fatto tanti film, che è un grande direttore della fotografia, con cui però, diciamo, da dopo Il piccolo Buddha non ho più lavorato, è andato a Milano a vedere il Cenacolo di Leonardo e ha visto che il formato, diciamo come se una fresca potesse avere un formato come un film, era il 2x1. Quindi il formato ideale da quel momento per Vittorio Storaro è diventato il 2x1. E addirittura su una DVD dell'Ultimo imperatore fatto appunto da Criterion a New York, negli Stati Uniti, ha cambiato un pochino il formato del film perché secondo lui il formato ideale è il 2x1, come se esistesse un punto fermo
della bellezza. Ecco, secondo me la bellezza è proprio quella cosa che nel momento in cui stai per acchiapparla diventa qualcos'altro e ti trovi di fronte a qualcosa di forse mostruoso anche. Ma mi sembra molto interessante rispetto a quello che si diceva prima dell'incontro e dell'innamoramento reciproco delle culture, e il fatto anche che la cosiddetta trilogia orientalistica o trilogia dell'altrove è stato poi, se uno torna indietro, era l'86, l'87, L'ultimo imperatore, era praticamente il primo film che apriva la cultura occidentale a un altro mondo, un altro pianeta che allora era la Cina. E poi l'idea della trilogia ci ha aperto molti occhi, anche se c'è questa visione occidentalistica dell'altrove. Però è stato, credo, molto importante in quel periodo anche il film cioè Piccolo Buddha, il buddismo, i monaci tibetani, sono cose che ormai per le nuove generazioni sono banali, se ne parla sempre, però era la prima volta che quel tipo di realtà era catturato da un grande film popolare con anche un'attenzione sia al realismo che all'irrealismo poetico. E credo che tutta questa idea della fusione delle culture, della relatività delle culture, il fatto che la bellezza non siano o non sia, di nuovo certezza e dubbi forse, qualcosa di universale, di assoluto, il fatto che l'Occidente in qualche modo perde la sua posizione di prepotenza, cioè si apre di più alle altre culture e quindi la prepotenza anche di una cultura può essere una situazione, una forma di impermanenza. Ma come mai parlate tanto di impermanenza? Voglio dire... No, scusate, è un tema di cui si parla molto in Piccolo Buddha. Allora, se stasera fosse stato proiettato quel film, però ci siamo ricordati che tanti anni fa io sono venuto qui a Cinema Zero, voglio dire, sono venuto qui a Pordenone, ma perché per una grande ammirazione per Cinema Zero. Una grande ammirazione per quello che hanno fatto negli anni, per quello che sono riusciti a fare. Poi adesso mi arrivavano cose dei vostri festival del Muto a Roma, mio fratello è alla Cineteca di Bologna, quindi si è messo in moto, insomma bisogna andare a Pordenone, ecco, anche così, ma però sono venuto a Pordenone. Ecco, volevo fare un omaggio così pubblico agli amici di Cinema Zero. Non mi ricordo l'anno in cui sono venuto l'altra volta, forse qualcuno di voi si ricorda. Credo subito dopo l'uscita di Piccolo Buddha, e anche la cosa preziosa di quel viaggio qui fu che finalmente vidi la casa di Pasolini a Casarsa, quella che era quella capanna in mezzo a un prato che era la scuoletta, e quella che era e poi la tomba di Pierpaolo con Susanna, sua mamma, e Guido, suo fratello. Ecco, fu prezioso anche per avere visto questi luoghi. Pasolini mi ha preso come aiuto regista del suo primo film. Così, avevo pubblicato delle poesie, gli piacevano, poi era venuto ad abitare nella stessa palazzo a Monteverde Vecchio a Roma dove abitava la mia famiglia e anch'io,
E un giorno, incontrandoci sul portone, mi disse: ah, tu vuoi fare il cinema? Io farò il mio primo film e tu sarai il mio aiuto regista. E gli dissi: ma Pierpaolo, non ho mai fatto l'aiuto regista. E lui mi rispose: ma neanch'io ho mai fatto il regista. E quindi andremo benissimo. E infatti fu a Cattone e fu un'esperienza straordinaria, l'unica volta in cui appunto fui assistente del regista, e il regista era Pasolini. E io allora stavo lì e lavoravo, perché lavoravo molto, era la prima volta, ma lavoravo molto. Dovevo insegnare i dialoghi della sceneggiatura a tutti gli attori, che erano tutti papponi, ma veramente, voglio dire, erano tutti amici, compagni di prostitute. E ricordo io dovevo insegnargli i dialoghi. E ricordo che quando facciamo le notti, verso le 3 del mattino, mi dicevano: ah, Bernard, faccia andare a casa, dai, perché se quella arriva e non trova la pasta pronta, mi caccia. Allora era un rapporto stranissimo con questi giovani. Comunque, è vero che Pierpaolo non aveva fatto nessun film. Quindi io ebbi il privilegio straordinario di vedere Pierpaolo Pasolini che diventava un regista di cinema. Oltretutto abitavamo nello stesso palazzo, il mattino io scendevo alle 7, 7 e un quarto, bussavo, lui usciva, silenzioso perché era presto, andava a letto tardi forse. Andavamo nel garage sotto casa, salivamo sulla Sor Giulietta e ci allontanavamo da Monteverde verso la Borgata Gordiani o il Pigneto, insomma, dove fu girato a Cattone. Lui amava il cinema, ma al cinema amava soprattutto un certo cinema classico, come per esempio la Giovanna d'Arco di Dreyer. E poi amava molto il cinema giapponese, soprattutto Mizoguchi, alcuni film di Mizoguchi più di altri. Ricordo che mentre guidava, io stavo di fianco verso il set, verso le periferie romane, mi raccontava di pezzi di sogni che aveva fatto e che in qualche modo poi sarebbero entrati nel film, anche in modo molto indiretto e non letterale, insomma. Il film oltretutto era bellissimo poi alla fine, questo a Cattone. E quindi io mi ritengo fortunatissimo, insomma. Non solo la prima esperienza è stata sul set di un film di Pasolini, ma oltretutto era il primo film di Pasolini. E Pasolini scopriva la macchina da presa, scopriva cosa voleva dire avere dei visi, dei volti, dei corpi davanti alla sua macchina da presa. E io assistevo a tutto questo, a questa nascita. E dopo un'esperienza così era difficile non buttarsi subito a fare un altro film. E feci un anno dopo quella mia esperienza, feci il mio primo film, ero molto giovane, avevo 21 anni. Che era un film tutto sull'impermanenza, come no, grazie anche a Bernardo di aver ricordato così Pasolini, forse perché è quasi tempo credo di concludere. E appunto pensando al Tè nel deserto e a quei film di cui parlavamo, io mi sono sempre chiesto se era consapevole, girando tra l'altro il Tè nel deserto e Piccolo Buddha, di tornare su dei luoghi, ma anche devo dire dei set, in senso stretto, nel senso più preciso della parola, che Pasolini aveva usato
nel del deserto eravamo a pochi chilometri del villaggio dove aveva girato Edipo Re, e a Kathmandu, quando siamo stati sul piccolo Buddha, ci siamo trovati in 2 stanze in cui Pasolini aveva girato scene delle mie notte. Finalmente me l'hai detto, non lo sapevo io questo, sono felice che tu me l'abbia detto finalmente. Sì, era proprio un caso obiettivo, proprio la forza del destino, di nuovo, che ci faceva tornare su questi luoghi. Forse siamo venuti alla fine di questa bellissima chiacchierata e adesso vi lasciamo a quelle immagini di repertorio che aprono il deserto, poi... E non dimentichiamo la sabbia del deserto, Sì. che è come un fiume che copre lo schermo nella seconda parte, dopo che Kit ha perso la sua azione ed è come una nave alla deriva in una carovana, quella di Belkacem, e solo in quel momento il deserto diventa il deserto fluido, continuamente mutevole, al quale noi pensiamo. Il deserto è quasi imprendibile come la bellezza, perché appena si scrivono delle parole sul deserto o si dicono delle cose sul deserto, ci si rende conto che si è schivata la verità, ci si rende conto che c'è molto di più di quello che non si è riusciti a dire o anche a immaginare o a pensare sul deserto. È uno dei luoghi così assoluti, proprio talmente assoluto che io avevo paura anche che diventasse banale, perché cosa vuoi fare? Quando sei con una carovana di Tuareg con il viso, gli uomini blu, che si prepara ad attraversare il Sahara, lì c'è una sensazione molto molto forte, cioè ci si sente vicino a quei personaggi che forse ci ricordano Ulisse o ci ricordano i grandi viaggiatori, così. Insomma, io intanto, visto che il film sta per cominciare, volevo ringraziare moltissimo il Cinema Zero e tutte le altre, insomma, la Cineteca del Friuli, altre istituzioni che mi hanno voluto qui. Ho capito che sono l'unico di questi maestri che si è presentato poi il che